Agrigento a sud-est a Punta Bianca, zona candidata a riserva naturale e contestualmente confinante con un poligono di tiro per le esercitazioni militari, si è svolto un sit-in di protesta intitolato Riserva sì, Esercito no, organizzato dall'associazione ambientalista Mare Amico che da anni si batte per il trasferimento del poligono di tiro e l'istituzione della riserva naturale. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'inizio delle esercitazioni militari per il 63esimo anno consecutivo. Ascoltiamo in proposito il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo. Oggi per il 63esimo anno consecutivo sono iniziate le esercitazioni militari a Punta Bianca. Abbiamo organizzato un sit-in di protesta pacifica, per far capire che non vogliamo più queste esercitazioni, non vogliamo più che la nostra terra venga distrutta da queste inutili esercitazioni. In effetti l'esercito vorrebbe andare via e quindi rivolgiamo il nostro appello alla Presidente della Regione Sicilia, l'onorevole Musumeci, affinché trovi loro un posto diverso da quello di Punta Bianca. Punta Bianca deve diventare una riserva e non può essere ulteriormente distrutta da queste operazioni militari. Vogliamo anche riparata la strada, l'esercito aveva promesso che l'avrebbe fatto perché la strada in gran parte è stata distrutta da loro, non lo hanno fatto. Questa è un'altra cosa che vorremmo che venisse fatta al più presto: riserva e restituzione ai cittadini di una strada decente.